Io ragazzi sono tornato ora a casa. Sono tornato adesso, sono le 5:05. La prima cosa che ho fatto è accendere il computer e mettermi a registrare. Quindi mi scuso anche per queste bande così, per la luce, un po' per tutto. Sarà un video di merda, me ne rendo conto. Ma avevo bisogno di farlo di getto, senza pensarci. Così, come veniva, veniva. Io credo che sabato 5 novembre si sia toccato il punto più basso della storia del Cagliari da 8 anni a questa parte, a mani bassissime. Fa male, fa veramente male perché pensavo che non mi potesse più toccare questo Cagliari, che non potesse più crearmi queste sensazioni negative, che non potesse crearmi questo dolore, questa rabbia, questa frustrazione, questa costante domanda dentro la testa nel chiedersi com'è possibile che stia succedendo tutto questo, perché a noi, cosa abbiamo fatto per meritarcelo. Invece sembra che qui non ci sia un baratro, ma un pozzo senza fondo in cui non finiamo mai. Cioè non c'è mai la fine, non c'è mai la fine. Ormai è diventato anche inutile parlare di quella che è stata la partita. È inutile, è veramente inutile. Come è inutile ormai attaccarsi sempre e soltanto all'allenatore. Perché ribadisco sempre questo concetto, ci terrò a specificarlo fino alla morte. Liverani è giusto che vada esonerato, è giusto e legittimo, ma non è tutta colpa sua. O meglio, la colpa che ha Liverani, secondo me, è una piccola parte delle colpe totali. Però, però, ci sono delle cose che non mi tornano. Come per esempio i cambi, ma so 8 anni che a Cagliari parliamo di cambi assurdi, tardivi e qualsiasi aggettivo vogliate mettere. È veramente allucinante. È veramente allucinante. Come sono ancora più allucinanti le dichiarazioni di Liverani post partita, che sono veramente imbarazzanti. Per quello io continuo a pensare che non sia Liverani l'artefice di tutto questo, ma ovviamente Giulini. E giorno dopo giorno diventa sempre più palese. Sempre più palese. Io ho paura. Io ho paura perché venerdì è il mio compleanno, sabato ci sarà Cagliari-Pisa. E io ho paura che mi faranno passare anche il weekend del mio compleanno di merda, perché tanto sarà così. Sarà così. E badate bene, non cambia la situazione se si vince. La situazione non cambierà se si vince, a meno che non faranno una partita come Cristo comanda. Una prestazione degna di poter essere definita tale. In quel caso, ok, ma sarà soltanto un piccolo gradino. Bisognerà farne tanti altri. Perché ormai non abbiamo più credibilità. Non ce l'abbiamo con gli avversari, figuriamoci per noi stessi. Siamo una squadra di dilettanti allo sbaraglio che manco Corrado alla corrida. Scusate il gioco di parole, però è così. È allucinante, allucinante. Cioè, eravamo da ufficio inchieste. Sabato eravamo da ufficio inchieste. Eravamo d'arresto della buon costume. Perché quello è oltraggio alla pubblica decenza. Quello che ho visto sabato era oltraggio alla pubblica decenza. E badate bene, il Südtirol doveva vincerla quella partita. Noi non abbiamo meritato. Abbiamo fatto schifo dal primo all'ultimo secondo. Abbiamo sfruttato due occasioni e ci è andata bene. Ma il Südtirol ha strameritato la partita. Anzi, la doveva vincere. Siamo noi che gli abbiamo negato 2 punti. Io, io vi giuro, non so più cosa dire. Non so più cosa fare. È allucinante. È veramente allucinante. Sta diventando ancora più doloroso di quanto non pensavo fosse. Io pensavo che ormai avessi visto di tutto e che quel tutto ormai non poteva farmi più niente perché sapevo a cosa sarei andato incontro. Ma
ogni volta questa squadra ci stupisce sempre di più, sempre di più. Ma che abbiamo fatto per meritarcelo? Cosa abbiamo fatto per meritarci questo? È allucinante, è veramente allucinante. Cioè, non ve nego che a me quasi mi verrebbe da piangere per questa situazione. Quasi mi viene da piangere. Eppure avevo cercato di allontanare il più possibile questi sentimenti, perché ormai il Cagliari non lo vedo più nemmeno come piacere, ma come un dovere. Mi guardo il Cagliari perché poi devo fare il video, perché poi ci devo fare la live, perché poi ne devo chiacchierare, perché devo sapere quello che combina la mia squadra. Ma ormai faccio tutto totalmente controvoglia e non penso nemmeno di essere l'unico, perché la costante di tutti noi tifosi è diventata ormai una parola che non si sentiva da anni, ovvero disinnamorarsi. E tutto questo è merito soltanto di Tommaso Giulini. Io adesso, tra l'altro un applauso a chi arriverà fino alla fine di questo video, faccio una richiesta formale, palese, mm, senza mezzi termini, senza niente. Io chiedo a chiunque avesse intenzione di andare sabato a vedere la partita con il Pisa e chiunque abbia intenzione di andarsi a fare le varie trasferte, disertatele, per favore, disertatele. Proviamo a mandare un messaggio. Proviamo a far capire veramente che noi ci siamo rotti i coglioni. Perché continuando a chiacchierare, a dircelo soltanto tra di noi, ma a non fare niente, la situazione non cambia. Mandiamo un messaggio forte, palese, inconfondibile. Magari così riusciamo a cambiare la situazione, ma fino a quando chiacchieriamo soltanto, non cambierà mai un cazzo. Provate a fare così. Proviamo a fare così, perché mi ci includo ovviamente anch'io, perché io avevo intenzione di andarmi a vedere il Cagliari contro il Frosinone. Non ci andrò. Non ci andrò primo perché sto in disoccupazione e quindi i soldi che prendo ovviamente dall'INPS non è che siano tantissimi. E secondo perché io non voglio regalare i miei soldi a Giulini. Non voglio. Sto pensando anche di disdire l'abbonamento a DAZN, tanto un modo per guardarle poi le partite si trova. Mandiamo un messaggio chiaro e facciamo capire che noi non ci meritiamo tutto questo, perché non abbiamo fatto niente per meritarcelo.